Paolo Vai, 56 anni, fu ucciso la notte tra il 18 e il 19 luglio 2019 nella sua abitazione a Serravalle. Condannate per il delitto la compagna dell'uomo Patrizia Armellin, 60 anni, e la trentenne Angelica Cormaci, che viveva in casa con loro. Un omicidio commesso per questioni economiche e passionali. Il caso è approdato più volte in Cassazione. A maggio 2025 è stato presentato un nuovo ricorso da parte dell'Armellin. Ora è arrivata la sentenza definitiva, confermata per la donna la condanna a 24 anni, mentre rimane quella a 16 anni per la Cormaci. Secondo l'accusa, l'omicidio premeditato era stato architettato dalle due donne che volevano appropriarsi di circa 500.000 euro che Vai aveva investito in polizze di assicurazione e di cui aveva indicato come beneficiario proprio l'Armellin. Secondo l'accusa, ad inchiodare la sessantenne e la trentenne, le chat che si erano inviate sui social con conversazioni che poco lasciavano all'immaginazione, conversazioni nelle quali parlavano di questi soldi e di uccidere l'uomo. Fra l'altro, i dialoghi tra le due sarebbero cominciati ben prima che la trentenne a fine gennaio del 2019 si trasferisse nella casa dell'Armelin dove poi è avvenuto l'omicidio. La sera del 18 luglio 2019 sarebbe però successo qualcosa. A Paolo Vai sarebbe scattata l'idea di sostituire il beneficiario delle polizze. A quel punto l'Armelin avrebbe deciso di agire. Colpito con un bastone, poi soffocato con un cuscino premuto sulla faccia dalle due donne che gli erano salite a cavalcioni sul torace, provocandone lo schiacciamento.